È sbagliatissimo, è stato condannato, è un mafioso a tutti gli effetti, deve rimanere in carcere. E dovrebbe restare dov'è, per quello che ha fatto, secondo me. Dovrebbe star dentro, è bene anche. Non mi sembra il caso che sia libero adesso. Una rivolta di popolo dal Veneto alla Sicilia, dai familiari delle vittime di mafia ai semplici cittadini incontrati per strada. L'indignazione ha nel mirino lui, Totò Riina, quello che molti ancora considerano il vero capo di Cosa Nostra. Nonostante la grave malattia e il disfacimento fisico, gli elementi che hanno spinto la Cassazione a invitare il Tribunale del Riesame a riconsiderare la scarcerazione del boss per una fine al di fuori della cella. Giurisprudenza applicata in modo ineccepibile e ligio, ma che non trova sponde nella maggior parte dei cittadini. Io sono d'accordo che lo possono mettere in una struttura ospedaliera, carceraria, ma va tenuto così. Deve pagare la sua pena e comunque rimane una persona che a mio parere è ancora molto attiva, per cui ne abbiamo già di guai senza bisogno di averne un altro che si prende una libertà che non è dovuta comunque, per rispetto anche a tutti gli italiani e le persone che hanno sofferto per tutti i delitti di mafia. Qualcuno però la pensa diversamente. Penso che, nonostante il male che ha fatto umanamente, possa essere giusto, ma solo umanamente. Ma è una decisa minoranza. Visto che lui ha causato altre morte ad altre persone, soprattutto in modo violento, non è giusto che lui abbia una morte decente in carcere, secondo me.